Siamo già in autostrada per portarvi oggi a Caltanissetta. Siamo entrati a razzo a Caltanissetta. Vedo una scalinata bellissima. A quanto pare abbiamo beccato un'infiorata o qualcosa del genere, insomma. Dopo Monte San Paolino le scalinate a noi ci fanno un baffo. È vero, è vero. Chiesa Sant'Agata del Collegio. Adesso dobbiamo andare là. Cattedrale. Aspetta che ho sbagliato il dito. Qua. Ok, ecco Sì. qua. Siamo nella piazza di Caltanissetta e ho di fronte la cattedrale, questa qua. Stiamo entrando nella cattedrale. Quanto è bella la rettoria di San Sebastiano. Ok, la piazza l'abbiamo vista. Continuiamo? Ok. Noi cerchiamo parcheggio. Siamo sotto il municipio, Palazzo del Carmine. Seguiamo questa struttura moderna per trovare un antico palazzo. E qua siamo sotto Palazzo Moncada. Stavamo notando che sono tutti uno diverso dall'altro. Un leone, un viso, una capra, poi qua mi sembra, non lo so, altri animali. Abbiamo fatto un giro a 360 gradi del Palazzo Moncada. Ci troviamo Al Museo Archeologico Abbazia di Santo Spirito. Stavi leggendo per me. Guardate che bella. È una portantina di fine 600. La porta con un arco arabo. Prima in questa fessura c'era la grada che scendeva. Questo però ha uno stile diciamo più arabo. Questo è un po' più arabo. Stiamo entrando nell'ingresso della torre di difesa. Guardate il cancello. Era a cielo scoperto, originalmente era a cielo scoperto. Ah, ok, dicevano che all'inizio era a cielo scoperto. Infatti vedete ci sono delle feritoie lì dietro. Qua sparavano con l'arco e le frecce e invece qua con le pietre. Poi quest'arco fu fatto nel 1400 appunto per chiudere, perché prima era con il tetto aperto. Dicevano che in questa stanza è nato l'amaro Averna, che conosciamo tutti, creato da Fra Girolamo e poi ceduto, dato, venduto, insomma, dato al signor Averna. Questa è una statua particolarissima, realizzata in terracotta e non in legno. Abbiamo preso appuntamento e stiamo entrando al Museo Archeologico di Caltanissetta. Guardate le attrezzature agricole del tempo, ecco alcuni oggetti per uso domestico. Qua ci sono alcuni ritrovamenti della necropoli. Guardate, qua a quanto pare sono i resti di un santuario. Sentite un po' che iniziativa che fanno qua, nascondono per i bambini questi reperti trovati e li nascondono nella sabbia e praticamente i bambini devono cercarli e quindi fanno una simulazione di ritrovamenti archeologici. Ok, ci stanno accompagnando e andiamo a vedere il piano superiore che è stupendo. Addirittura qua abbiamo il linguaggio per i non vedenti.
E c'è anche il tappeto creato apposta per i non vedenti. Guardate quanti ritrovamenti, guardate che splendore che c'è qua. Questa statuetta addirittura era al Louvre e poi è stata riacquistata e riportata a casa. Ecco, guardate l'antica botte del vino. Guardate, è immenso ed è veramente stupendo. Questi sono tutti ritrovamenti di Caltanissetta e provincia. Questo è un antico biberon. In questo beccuccio appunto si beveva il latte. E questo è il busto dell'imperatore Geta. E noi, curiosi come siamo, guardiamo anche all'interno dell'anfora. Questa è un po' la mascotte del museo. Alle mie spalle un'altra chiesa favolosa. Guardate ragazzi, sono entrato nella casa dello studente medicina e ingegneria. Ecco qua il porticato che c'è e sopra ci sono le stanze. Ho finito il campanile nel 1775, si vede da una balconata di una stanza. Guardate il campanile che vedevamo dall'esterno. Questa è la ricostruzione della struttura che abbiamo appena visto da fuori, quindi chiesa, campanile, tutta la struttura con gli universitari, quindi e qua abbiamo il centro che abbiamo appena visto. Continua il nostro viaggio per Caltanissetta. Veramente per oggi abbiamo finito. Allora diciamo che il nostro viaggio continua in altre località della Sicilia.